Amici sportivi, buonasera dal palazzetto dello sport Stefano Dal Lago. TR Azzurra Hockey Novara contro Canniccia Motor Club Forte dei Marmi, le squadre che fanno il loro ingresso in pista, salutati dal pubblico presente al Palasport di Viale Kennedy. Prima giornata del campionato di Serie 1, Novara torna ad affacciarsi alla massima serie ad 11 anni e mezzo dall'ultima esperienza targata ASD Hockey Novara. Andiamo a vedere le formazioni delle due squadre. Per la TR Azzurra Novara i portieri sono il 12 Bernardelli, il 10 Scarso Granados, uomini di movimento con la 3 Matteo Brusa, con il 7 Menendez, con l'8 Ortiz, con l'11 Petrocchi, col 16 Vega, col 29 Cardella, col 76 Gavioli, col 96 Magniero. L'allenatore è il signor Sergi Punset. La formazione dei campioni d'Italia del Forte dei Marmi. Il portiere sono il numero 22 Riccardo Ognata, il numero 44 Raffaello Ciupi. Uomini in movimento con il 5 Federico Ambrosio, col 6 Andrea Borgo, col 7 Diego Chereches, col 17 Piercarlo Cacciaguerra, col 33 Gabriel Ambrosio, col 55 Patricio Pinasar, col 87 Francisco Pinasar, con il 99 Eric Torner. Il pubblico saluta i giocatori in pista. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Di Domenico di Correggio e Parolin di Vicenza, pronti per questa sfida, campionato di A1 che vede il Forte dei Marmi ancora nella griglia delle possibili favorite. La squadra versigliese ha esordito già nella stagione ufficiale perdendo per 4-2 a Follonica nella gara d'andata della Supercoppa. Ritorno mercoledì prossimo a Forte dei Marmi e è gara ovviamente ancora aperta tra le due squadre. Vedremo chi la spunterà. Ma adesso l'Azzurra vuole subito testare il proprio valore al cospetto di una delle grandi protagoniste di questo campionato. Azzurra imbattuta, Azzurra Novara imbattuta nella passata stagione in A2, ma adesso siamo in A1. C'è tutta un'altra musica, tutto un altro livello. Il saluto dei giocatori ai componenti della terna arbitrale, mentre il pubblico Dal Lago sta prendendo posto sulle tribune. C'è anche un discreto numero di persone nella storica curva Dal Lago, curva che negli anni 80 e 90 era strapiena. Il saluto dei giocatori che si caricano a bordo pista, i giocatori delle due squadre, l'abbraccio tra i due portieri della Azzurra Novara. Tutto è pronto per il via di questo campionato di Serie 1 che ha già avuto un piccolo prologo con il match del Giovinazzo che è cominciato alle 20 con il Grosseto. Una sfida, nella sfida in panchina Massimo Mariotti, Pino Marzella contro Massimo Mariotti nel primo match in ordine di tempo della Serie 1. Tutto è pronto per assistere, per vedere questo match. Squadre che si portano a centropista, pronte per dare inizio alle ostilità nel parquet che ha ospitato alcune gare della nazionale italiana del campionato mondiale Under 19, che ha ospitato alcune gare della nazionale femminile al mondiale senior e alcune gare del torneo minore senior maschile. Sarà Patricio Ipinasara a dare il via alle ostilità. Si comincia, è cominciato il campionato. Buon campionato a tutti, buon campionato all'Azzurra Novara, buon campionato ovviamente anche al Forte dei Marmi. Prova a ripartire la formazione novarese con questa discesa di Capitan Brusa che preferisce fermarsi, cercare la collaborazione di un compagno. Ancora Brusa, cerchio di centropista per Vega, Vega all'indietro per Petrocchi, ancora Brusa
noi vogliamo questa vittoria, urlano dalla curva, ma c'è ovviamente da fare i conti con un forte Marmi, molto forte. Il tiro di Ortiz al debutto in Serie 1, Murato alla sua conclusione. E allora ripartono i campioni d'Italia con Patricio Ipinasar che serve Torner che scambia, ancora Patricio Ipinasar. Forte Marmi che non può più contare su Pedro Gil, che abbiamo visto all'opera per l'ultima volta nell'International Cup che si è disputata un paio di settimane fa, la settimana successiva alla fine del mondiale. Intanto c'è questa pallina lavorata dietro la gabbia di Scarso Granados da Borgo, ancora Patricio Ipinasar che fa viaggiare un compagno e si lotta duramente alla balaustra, la meglio Petrocchi tra gli applausi del pubblico. Elia Petrocchi si distende dalla destra, gira bene dietro la gabbia, va a cercare la collaborazione di Brusa fuori dalla linea di metacampo, nuovamente per Fede Ortiz. Brusa, ancora Petrocchi, la conclusione di Petrocchi, la risposta di Ignata, il contropiede della formazione rosso-blu e riparte ancora Novara con questo tentativo di Vega per Petrocchi nuovamente per Vega, Brusa dal cerchio di centropista, ancora per Vega, si gioca da 2 minuti e 8 secondi, ovviamente ancora fermo il punteggio, ma c'è il gol di Vega, il primo gol del campionato, lo segna Marcos Vega al 2:11. Vega porta in vantaggio l'Azzurra Novara, una deviazione. Vega da sottomisura ha portato in vantaggio la formazione novarese. Adesso vedremo la reazione dei campioni d'Italia che sarà sicuramente veemente. Torner dalle retrovie. C'è un fallo fischiato a favore del Forte dei Marmi. Punteggio già cambiato dal Lago. Vega segna il primo gol di campionato in A1 per l'Azzurra Novara. Riparte ancora la formazione di Sergi Punset che prova a far viaggiare la sfera. C'è una pallina girata sulla destra per Petrocchi ancora all'indietro per Brusa, da lì alla stecca per Fede Ortiz che supera elegantemente un avversario, poi preferisce non affondare, toccare ancora all'indietro per Petrocchi che perde una brutta pallina. Torner al tiro, la risposta di Scarso Granados tra il boato del pubblico. Riparte ancora la formazione novarese tra gli applausi del pubblico di casa che sta salutando questo inizio di partita tra le due squadre. Brusa, cerchio di centropista, Vega in controtempo e allora riparte il Forte che si distende e pareggia i conti con questa rete di Patricio Ipinasar. 3:32. Patricio Ipinasar pareggia i conti per il Forte dei Marmi. Tutto da rifare dal Lago, è durato 1 minuto e 20 il vantaggio dell'Azzurra contro la squadra di Mirko De Gerone che si è subito riportata in avanti. È ancora la formazione rosso-blu che fa girare la sfera. Sono scaduti 45 secondi, punizione per l'Azzurra Novara. Brusa 1-1 al Dallago, tutto da rifare. A Vega ha risposto Patricio Ipinasar. Ortiz, Petrocchi per Vega, c'è una punizione in favore del Forte dei Marmi. 3:36, ancora la squadra rosso-blu.
che fa girare la pallina. Fallo di squadra fischiato ai danni del Forte dei Marmi per questo intervento su Elia Petrocchi. La punizione è in favore della formazione novarese. Petrocchi, pallina per Brusa. Allora ancora Petrocchi a cercare Vega. All'indietro per Petrocchi. La pallina per Vega che se la fa sfuggire. E nel contrasto esce bene la squadra del Forte dei Marmi che si distende con Francisco Pinasar. La botta, c'è Scarso Granados che blocca la sfera. Borgo, pallina recuperata dall'Azzurra, ma c'è un fischio arbitrale. 5 minuti e 30 secondi nel corso del primo tempo, abbiamo già assistito a 2 reti. 1-1 il punteggio al Dallago. Al gol di Vega ha risposto Patricio Ipinasar. Riparte la formazione versigliese che con questa azione sulla corsia di destra c'è questo intervento da sottomisura di Patricio Ipinasar. Il palo colpito da Francisco Ipinasar e poi il contropiede tentato dalla formazione novarese con Petrocchi per Brusa. Ortiz, ancora la formazione di Sergi Punset che cerca un varco per inserirsi. Ortiz all'altezza del cerchio di centropista, pallina per Brusa. Da lì a Vega, ancora Petrocchi. Petrocchi prova a liberarsi, chiama la collaborazione di Ortiz, ancora Petrocchi. Brusa prova il tiro dalla distanza, prova ad andarlo a correggere Fede Ortiz, ma non riesce all'intento. C'è un intervento abbastanza duro ai suoi danni, tutto regolare per il duo arbitrale. Allora riparte il Forte dei Marmi con questo contropiede fermato da Vega che serve Brusa, corsia di destra. Brusa appoggia la pallina che viene bloccata, Dagnata, trattenuta Dagnata. Grandi emozioni qui al Dallago. Grandi emozioni dal Dallago. Riparte la formazione azzurra con questo ingaggio a 2 nel lato destro. Borgo per Francisco Ipinasar. Patricio Ipinasar. Torner e il gol del 2-1 del Forte dei Marmi che è andato a segno ancora una volta con questa deviazione da sottomisura. Patricio Ipinasar al 7-17 porta in vantaggio i campioni d'Italia. Uno schema che ha liberato il giocatore del Forte dei Marmi solo davanti a Scarso Granados che ha trovato la rete del 2-1. Si riparte da Brusa, ancora per Ortiz. 2-1 e l'Azzurra adesso è sotto quando siamo giunti al 7:40. Si distende ancora il Forte dei Marmi in contropiede. Riparte Ortiz, conclusione centrale. Gnata c'è, blocca la pallina, la recupera Borgo, la serve in profondità. L'intervento di Petrocchi. Si vede un ritmo da Serie 1 qui al Dallago questa sera. Non eravamo più abituati a raccontare una partita del genere. Si vede il valore tecnico delle due squadre. Adesso il Forte dei Marmi riparte, non si fa sorprendere Scarso Granados. Petrocchi all'indietro per Matteo Brusa. Matteo Brusa, protagonista dell'avventura in A1 anche dell'ASD Hockey Novara nella stagione 2012-2013. Petrocchi
Vega, Brusa, 16 minuti, 12 secondi da giocare. Azzurra 1, Forte dei Marmi 2. Pallina per Brusa, viene intercettato, poi recupera ancora la sfera Patricio Epinasar, Francisco Epinasar, nuovamente per Patricio, ancora per Francisco, cerca un Pertugio in avanti, la conclusione di Borgo, la sfera che termina a lato, poi riparte Matteo Brusa dalle retrovie, pallina recuperata da Torner, sale il numero 99 della squadra di Mirko De Gerone, che prova questo rasoterra che non è bloccato da nessuno, intercettato da nessuno per meglio dire. È entrato Giorgio Bagnero con la maglia numero 96, tocca questa pallina per Matteo Brusa, ancora Maniero che gira dietro la gabbia di Ignata, serve all'indietro per Matteo Brusa, prova a divincolarsi il numero 3 azzurro, c'è un fischio arbitrale ed un time out, il primo time out chiesto dall'Azzurra Novara. 2-1 il punteggio quando mancano 14:42 alla fine di questo primo tempo. Ricordiamo la successione delle reti, era passata in vantaggio la squadra di casa con il gol di Marcos Vega al 2-11, poi una doppietta di Patricio Pinasara al 3-32, al 7-17 ha permesso al Canniccia Motor Club Forte Marmi di ribaltare il punteggio e di condurre per il momento con il punteggio di 2-1, ribaltare il risultato qui allo Stefano Dal Lago di Novara. 14:42 da giocare, gara comunque sino a questo momento equilibrata, si vede la classe dei campioni d'Italia che sono andati al tiro con una certa facilità, sono riusciti a ribaltare il punteggio nel breve volgere di poco più di 5 minuti. Si riprende con una punizione a favore del Forte dei Marmi. Francisco Epinasar, ancora Brusa, ancora Francisco Epinasar, scambiano i due, pallina dietro la gabbia, recupera per una frazione di secondo Brusa, poi c'è la punizione dall'angolo per la formazione del Forte dei Marmi che va al tiro dalla distanza con Francisco Epinasar che non inquadra lo specchio della porta, recupera pallina Brusa, serve sulla destra Maniero ancora all'indietro per Vega, nuovamente per Petrocchi, ancora Maniero, Vega che serve Matteo Brusa, tiro dalla distanza, Ignata c'è, Maniero non riesce a ribattere in porta, si impossessa comunque della pallina, la tocca per Brusa, da lì al numero 76 Gabriele Gavioli, e allora si parte da Eric Torner per Francisco Epinasar, ancora il Forte di Marmi in avanti, recupera la pallina Vega, sfera per Brusa, un altro cambio, è entrato Cesar Menendez per la squadra di Sergi Punset, ma il Forte Marmi a ripartire con Francisco Epinasar, ancora per Eric Torner, pallina per Patricio Epinasar,
ancora in avanti per Ambrosio. Enric Torner, la girata di Federico Ambrosio che non inquadra lo specchio della porta, recupera la pallina Brusa, poi ancora Ambrosio, alla meglio Maniero in questo duello, mancano 12:19 alla fine del primo tempo e il Forte Marmi è in vantaggio a Novara per 2-1. Riparte ancora la squadra versigliese con questa pallina per il numero 87 Francisco Epinasar. Ancora la formazione rosso-blu che fa girare la sfera. Bello questo schema che sta per liberare Patricio Epinasar che non arriva puntuale all'appuntamento con la pallina, poi Torner, Patricio Epinasar e c'è il gol del Forte che segna la terza rete. 3-1 per il Forte dei Marmi quando siamo giunti al 13 la rete di Federico Ambrosio, stecca d'oro del campionato passato. C'è un time out chiesto anche dal Forte dei Marmi. Sta venendo fuori col passare dei minuti la superiorità dei campioni d'Italia che sono avanti per 3-1 qui allo Stefano Dal Lago. Era passata in vantaggio l'Azzurra Novara con il gol di Vega al 2-11. Poi hanno ribaltato il punteggio i campioni d'Italia del Cannicola Motor Club Forte Marmi con la doppietta di Patricio Epinasar e adesso con il gol di Federico Ambrosio smarcato sotto porta dallo stesso Patricio Epinasar, grande protagonista di questo inizio di partita. Vediamo la reazione della formazione novarese. Recupera Francisco Epinasar per Torner, ancora l'1-2, fanno girare la pallina dietro la porta di Scarso Granados, recupera Menendez ha cercato Gavioli ma hanno capito tutto i giocatori del Forte che sono andati a recuperare pallina. Ambrosio, sfera in avanti, ancora Fede Ambrosio a cercare uno scambio dietro la porta di Scarso Granados, la conclusione di Patricio Epinasar. Adesso siamo già dalla parte opposta con questo tentativo di Maniero. Falli di squadra per il Forte dei Marmi, 2 a carico dell'Azzurra quando mancano 10:46 alla fine del primo tempo e il Forte Marmi è in vantaggio a Novara per 3-1. Ci prova Menendez, una girata da posizione interessante che termina alta sopra la traversa della porta, difesa dagnata. Poi ancora la pallina cercata da Gavioli, hanno la meglio gli ospiti, poi Petrocchi recupera la sfera, c'è la possibilità di contropiede, Gavioli si gira, cerca un compagno da servire, la botta dalla distanza, la pallina rimpallata da Torner, Francisco Epinasar, ancora il Forte che conduce per 3-1, Francisco Epinasar, pallina in avanti per Ambrosio, per il numero 99 Torner, lo scambio, ancora Torner, una conclusione a bordo pista, la discesa di Petrocchi dalla parte opposta, prova un'altra schiaccia, non riesce a concludere, pressato da due avversari. Menendez dietro la porta, cerca un Pertugio, pallina persa, contropiede del Forte dei Marmi. Siamo già dalla parte opposta, la pallina che viene fatta girare dai giocatori della formazione rosso-blu con Torner che tocca all'indietro, ancora Torner, cerchio di centropista per Francisco Epinasar, ancora Francisco Epinasar che elude la guardia di Gavioli.
fa girare la palla, non ha fretta il Forte dei Marmi perché conduce per 3-1 quando mancano 9 minuti e 4 secondi alla fine del primo tempo. E ancora la squadra rossoblu che tenta una sortita, riparte l'azzurra con questa discesa di Menendez che mi sembra entrato abbastanza bene. Maniero, la risposta dignata, il contropiede da parte della formazione del Forte dei Marmi. Fede Ambrosio, Patricio Epinazar, fa girare la pallina la squadra di Mirko De Gerone che prova un po' a rallentare il ritmo, non ha tanti cambi di qualità in panchina, con tutto il rispetto per gli uomini prelevati dalla formazione di Serie A2. Il tecnico Mirko De Gerone è una rosa sicuramente meno ampia di quella che ha vinto lo scudetto nello scorso giugno, quindi prova anche a dosare le energie la squadra toscana, mentre l'azzurra tenta di sfruttare la maggiore ampiezza della rosa, ma c'è un'altra ghiotta occasione per Patricio Epinazar. La risposta di Scarso Granados, poi ancora lo scambio dei giocatori rossoblu. Francisco Epinazar all'indietro per Torner, riparte la formazione azzurra con Gavioli fermato, ancora con questo tiro da parte di Francisco Epinazar, recupera Elia Petrocchi dalle retrovie, ancora la formazione azzurra con Gavioli che scambia con Petrocchi, non smettono di cantare in curva. Maniero cerca il movimento di Menendez che non c'è, e allora Forte Marmi recupera la pallina. 6:43 alla fine del primo tempo, 3-1 per la formazione campione d'Italia che fa girare ancora la pallina con Francisco Epinazar, lo scambio con Patricio Epinazar, ancora i rossoblu, la girata di Ambrosio che non trova la pallina al momento di concludere verso la porta. Può ripartire l'azzurra Novara con Giorgio Maniero per Menendez, lo scambio per il numero 76 Gavioli, Maniero, ancora la formazione novarese con Maniero, ha scambiato con Menendez, recupera Patricio Epinazar, intercetta Maniero che prova la conclusione che non inquadra lo specchio alla porta. 5:37, riparte il Forte con Francisco Epinazar, ancora per Torner, cerchio centropista, gira bene la pallina la formazione del Forte dei Marmi, c'è la pallina che parte di Tura Dagnata che imposta il gioco come l'abbiamo visto fare ai World Skate Games di Novara dello scorso mese di settembre, con cui ha chiuso la sua gloriosa carriera con la maglia della nazionale italiana. Illusione ottica del gol, ma la pallina è soltanto terminata sull'esterno della rete sulla girata di Federico Ambrosio. E allora riparte l'azzurra Novara che chiama ancora in causa il subentrato Vega. Menendez all'indietro, Gavioli, la girata di Vega che non inquadra lo specchio della porta. 4:41 alla fine del primo tempo, vince il Forte dei Marmi per 3-1 a Novara, ma stiamo assistendo a una bella partita. Questa è la 1, questo è lo spettacolo dell'hockey pista. Borgo, pallina per Francisco Epinazar, ancora per Torner, per Borgo, ancora per Francisco Epinazar, lo scambio insistito dalla formazione del Forte che ha ancora 14 secondi per andare al tiro,
pallina intercettata da Vega che si distende tra il boato del pubblico, cerca di inserirsi in area di rigore, viene murato dal numero 6 delle Forte dei Marmi. Ancora Vega che lotta alla balaustra, vorrebbe servire Gavioli, ma la puntuale chiusura dei giocatori del Forte glielo impedisce. E allora ci sarà un altro time out chiesto da Sergi Punset quando mancano 3,55 alla fine del primo tempo e Forte dei Marmi è in vantaggio a Novara per 3-1. Ricordo la successione delle reti: 2-11 Vega, poi 3-32, 7-17 Patricio e Pinasara. Ora aperta tra le due squadre, vedremo chi la spunterà, ma adesso l'Azzurra vuole contro qui al palazzetto da 2 minuti e 8 secondi, ovviamente ancora fermo il punteggio, ma c'è il gol di Vega, il primo gol del campionato, lo segna proprio dal Forte dei Marmi che quest'estate usa cerchio di centropista. Vega in controtempo e allora riparte il Forte che si distende e pareggia i conti con questa rete di questo spettacolare primo tempo. 3,55 alla fine, vediamo se ci sarà ancora spazio per la reazione dell'Azzurra Novara. Punizione dall'angolo, Vega tocca lateralmente, fa girare ancora la pallina, ancora Vega per Petrocchi. Petrocchi fermato con le buone e con le cattive, ma comunque in maniera regolare da Borgo. Recupera ancora Vega, Vega cerca una soluzione personale, poi preferisce temporeggiare. Ortiz per il connazionale Vega, da lì per Elia Petrocchi, scambia per Ortiz che prova a girarsi, viene fermato, riparte la squadra versigliese con il numero 87 Francisco Pinasara, da lì a Torner cerca una conclusione, pallina a lato, recupera Vega, 2,58 alla fine del primo tempo. Forte Marmi 3, Azzurra Novara 1, riparte ancora Federico Ambrosio, murato da Petrocchi al momento della conclusione, ma il capocannoniere della scorsa a 1 riprende ancora la sfera, serve Francisco Pinasara, ancora Francisco Pinasara per Torner, il fraseggio veloce dei rossoblù che vanno a segno ancora una volta con la quarta rete segnata dal numero 99 Torner, quando Francisco Pinasara, ancora Francisco Pinasara per Torner, il fraseggio veloce dei rossoblù che vanno a segno ancora una volta. 22-28 Torner segna la quarta rete per il Forte dei Marmi. È calato un po' il silenzio sul palazzetto dello sport di Novara. Ovviamente non si facevano alla vigilia grandi illusioni sulle possibilità dell'Azzurra di contrastare i campioni d'Italia del Forte dei Marmi. C'era la speranza e c'è la speranza comunque di rendere la vita dura anche alle grandi qui al palazzetto di Novara per la neopromossa Azzurra Novara, società, lo ricordiamo, fondata nel 2013, che ha raccolto il testimone dell'hockey cittadino dopo una stagione nel quale Novara ha avuto in pista soltanto la rotellistica in Serie B. Mancano 2:10 alla fine del primo tempo e Forte Marmi è in vantaggio per 4-1 sull'Azzurra Novara. Riparte ancora la squadra rossoblù, c'è il contropiede di Ortiz, la parata di Ignata, recupera ancora la pallina con Vega, riprende la sfera la squadra del Forte,
la conclusione del numero 99 Torner, fermata, poi ancora Quattrocchi, la girata che dà l'illusione ottica del gol, ma è soltanto pallina sull'esterno di Brusa. Lampido orgoglio dell'Azzurra Novara che sotto per 4-1 contro il Forte Marmi quando mancano un'ottantina di secondi alla fine del primo tempo. Francisco Pinasara, lo scambio, la pallina all'indietro, ancora per Borgo. Borgo nuovamente per Francisco Pinasara. Non ha fretta la squadra di Mirko De Gerone che ha 3 gol di vantaggio da gestire e vuole andare a colpire quasi a colpo sicuro la porta della formazione rossoblu. Intanto Petrocchi va a terra, fischia con colpevole ritardo la coppia arbitrale. C'è comunque una punizione per l'Azzurra, conclusione di Brusa. Murata che si impenna ben oltre la rete dignata. 2 falli di squadra per l'Azzurra Novara, 4 falli di squadra per il Forte dei Marmi. Quando mancano 44 secondi vediamo se l'Azzurra riuscirà a creare qualcosa in quest'ultimo lembo di primo tempo. Punizione in favore della formazione novarese, Petrocchi per Vega, fermato, si distende Francisco Pinasar. Francisco Pinasar a terra nel contrasto con Vega, tutto regolare, riparte l'argentino, Vega cerca la pallina in mezzo, la girata che non inquadra lo specchio della porta è stata di Ortiz. Dalla parte opposta c'è già Francisco Pinasar fermato al momento del tiro. 16 secondi alla sirena, si distende ancora la formazione novarese, c'è un fischio arbitrale, è una punizione in favore della squadra di casa. La vecchia guardia, Brusa per Ortiz, Murato al momento del tiro, ancora Brusa, 4 secondi alla fine, ci prova Brusa dalla distanza, finisce con regalare la palla all'avversario, rimedia scarso Granados neutralizzando la conclusione molto pericolosa di Federico Ambrosio. È finito il primo tempo, signori e signori, qui allo Stefano Dal Lago. Azzurra Novara 1, Canniccia Motor Club Forte dei Marmi 4, questo è il parziale al termine dei primi 25 minuti di gioco effettivi. Ricordo la successione delle reti: al 2-11 Vega aveva portato in vantaggio la formazione di casa, il pareggio di Patricio Pinasar al 3-32, lo stesso Patricio Pinasar ha firmato il sorpasso a 2 minuti e 8 secondi, ovviamente ancora fermo il punteggio, ma c'è il gol di Vega, il primo gol del campionato, lo segna cerchio di centropista, Vega in controtempo e allora riparte il Forte che si distende e pareggia i conti con questa rete. Patricio Pinasar intercetta Maniero che è Pinasar, ancora Francisco Pinasar per Torner, il fraseggio veloce dei rossoblu che vanno a segno, ancora era la squadra del Forte, fermata, poi ancora Quattrocchi, la girata che dà 4 secondi alla fine, ci prova Brusa dalla distanza, finisce con regalare la palla all'avversario.
E rieccoci al palazzetto dello sport Stefano Dal Lago per il secondo tempo del match tra TR Azzurra Novara e Canniccia Motor Club Forte dei Marmi. 4-1 per i campioni d'Italia al termine della prima frazione. Ricordo l'andamento. Intanto lo speaker saluta l'arbitro Di Domenico alla sua ultima gara della carriera. Viene salutato da tutti a centropista il direttore di gara Di Domenico, applaudito anche dal collega Parolin. Ultima gara del signor Di Domenico della carriera hockeyistica. Riparte l'Azzurra, prima pallina giocata da Vega, la sfera all'indietro per Petrocchi, ancora Vega, cerca un Pertugio, viene fermato, riparte ancora Brusa, la pallina fatta girare per Petrocchi. Ricordi il parziale: Forte dei Marmi 4, TR Azzurra Novara 1, e dire che l'Azzurra Novara era passata in vantaggio con Vega, ma poi c'è stata la reazione dei campioni d'Italia, doppietta di Patrizio Spinasar, gol di Federico Ambrosio, gol di Torner per la formazione rossoblu, che adesso prova a gestire vantaggio ed energie in vista dell'impegno di Supercoppa di mercoledì sera. C'è il tiro di Torner, la pallina che termina a lato, recupera ancora Francisco Pinasar per Borgo, nuovamente per Patricio Pinasar, la girata di Torner, recupera Brusa, pallina per Vega, ancora Brusa sull'invito di Petrocchi. Petrocchi dalla sinistra, serve Vega, Maniero centralmente, ancora Brusa, cerca di trovare uno spazio nella retroguardia del Forte dei Marmi, riparte Petrocchi, il tiro di Petrocchi, la risposta di Ignata e la punizione dall'angolo in favore della formazione novarese, che è sotto per 4-1 qui Dal Lago contro i campioni d'Italia del Forte Marmi, quando mancano 23-24 alla fine di questo incontro. Riparte ancora l'Azzurra Novara, poi recupera Petrocchi all'indietro per Brusa ancora nuovamente per Petrocchi prova uno slalom, serve ancora Brusa dalla distanza, Maniero tenta la correzione ma viene fermato. Possono ripartire i rossoblu con la discesa di Borgo, ancora all'indietro, nuovamente per Borgo, lo scambio con Francisco Pinasar, ora Torner, Francisco Pinasar, ripeto, non ha fretta la formazione rossoblu, con Torner che scambia ancora pallina, Francisco Pinasar, pallina per Torner, ancora per Borgo, ancora all'indietro per Torner, conclusione sullo spirare dei 45 secondi che viene intercettata. Novara si alza la curva, vuole crederci ancora il pubblico del Dal Lago, mentre Vega prova una sortita personale ma viene fermato in maniera energica da Patricio e Pinasar, e riprende il fraseggio della squadra di Mirko De Gerone, che di solito dura per tutti i 45 secondi, con Patricio e Pinasar che fa girare la pallina, ancora Patricio e Pinasar, c'è un fischio arbitrale, punizione dall'angolo, 45 secondi che ricominciano a decorrere dal fischio del signor Di Domenico, che dà il là a questa
azione, riparte Petrocchi, risponde il numero 22 Ignata, la pallina per Vega ancora che fa girare la sfera per la squadra azzurra, sale Petrocchi dalla sinistra, Elia Petrocchi, l'ex giocatore del Monza, cerca un numero, serve Brusa, da lì a Vega, dalla distanza Petrocchi, la risposta del portiere rossoblu, recupera la sfera Maniero e poi Brusa al volo, manca ad un soffio la conclusione vincente. Applausi per il capitano della TR Azzurra Novara per questo gesto tecnico. Rossoblu recupera la sfera Maniero e poi l'imbucata, sfortunato Brusa all'appuntamento con la pallina. 20-34 alla fine di questo incontro, il Forte Marmi conduce sull'Azzurra Novara per 4-1, prima giornata del campionato di Serie A1 con Vega che prova a distendersi in avanti. C'è una punizione in favore dell'ingaggio a 2 dall'angolo alla sinistra della porta rossoblu. Petrocchi, ci crede ancora la formazione dell'Azzurra Novara, ma il Forte non molla. Borgo, pallina per Eric Torner, l'1-2 ancora Borgo, Francisco Pinazar all'indietro, prova a far girare la pallina, poi c'è un spazio in cui si inserisce rossoblu senza trovare lo specchio della porta, rimessa in favore dell'Azzurra che riparte dalle retrovie cercando il gol che riaprirebbe il match. Elia Petrocchi, Vega, siamo all'altezza della linea di metapista, Matteo Brusa, ancora Petrocchi, lo scambio, ancora a cercare Vega, nuovamente Petrocchi, c'è un fallo fischiato all'Azzurra, il terzo fallo di squadra a carico della formazione allenata da Sergi Punset. Spettacolare girata di Vega, spettacolare risposta di Ignata sulla conclusione del giocatore argentino. Riparte il Forte, recupera Petrocchi, ancora in avanti per Vega, Maniero tocca all'indietro per Petrocchi centralmente che non inquadra lo specchio della porta, rimessa dal fondo per il Forte dei Marmi. Borgo, pallina rimpallata, la recupera ancora Francisco Pinazar, Patricio Pinazar, Francisco Pinazar, il fraseggio del Forte dei Marmi che libera il tiro, Patricio Pinazar che non inquadra lo specchio della porta, Maniero lotta per impostare l'azione dei suoi, 42 secondi per andare al tiro per la formazione novarese. Maniero, Petrocchi, centropista, ancora per Fede Ortiz, nuovamente per Petrocchi dalla corsia di sinistra, nuovamente per Fede Ortiz, fermato, riparte la formazione rossoblu con Borgo, Patricio e Pinazar, fa girare la sfera la squadra rossoblu. Borgo, Patricio e Pinazar, Torner,
Si libera centralmente Torner, la risposta di Scarso Granados, recupera ancora Petrocchi che sta per servire Brusa, non riesce questo intento. 17:04 alla fine di questo incontro, il Forte dei Marmi è in vantaggio a Novara sull'Azzurra per 4-1 in questa prima giornata del campionato di Serie A1. Inizio veramente difficile per la neopromossa novarese che settimana prossima giocherà sulla pista del Lodi. Petrocchi che viene fermato, c'è il contropiede di Patricio Pinasar, c'è il gol di Ambrosio, gol di Ambrosio che è abbracciato dai colpi, che viene fermato, c'è il contropiede di Patricio Pinasar, c'è il gol di Ambrosio, ha colpito ancora. 5-1 per il Forte dei Marmi. E adesso vediamo che cosa riuscirà a fare la squadra di Sergi Punset, chiaramente minata nel morale da questo quinto gol segnato da Ambrosio. 2 gol di Ambrosio, Federico Ambrosio, perché in organico c'è anche Gabriele Ambrosio. 2 gol di Patricio Pinasar e un gol di Torner per il Forte dei Marmi a rispondere alla rete iniziale di Vega per l'Azzurra Novara. La girata di Torner, la risposta di Scarso, è un buon momento per il Forte dei Marmi che va ancora al tiro con Ambrosio. Murato, Ortiz all'indietro per Elia Petrocchi, moto perpetuo che cerca un numero dietro la porta, viene fermato e allora riparte ancora il Forte dei Marmi con Torner per Patricio Pinasar. C'è un fallo di squadra fischiato all'Azzurra, dovrebbe essere il quarto fallo di squadra. E c'è un time out quando mancano 15-13 e il punteggio è di 5-1 a favore della formazione del Forte di Marmi. Riparte Petrocchi, il tiro di Petrocchi, rosso-blu, recupera la sfera Maniero, allenata Sergi Punset, spettacolare Pinasar. Francisco Pinasar, il fraseggio del Forte viene fermato, c'è il contropiede di Patricio Pinasar, c'è il gol di Ambrosio, Reti, e sta gestendo la partita con certa tranquillità. Ricordo che l'ultima gara diretta dal signor Di Domenico di Correggio, che a inizio ripresa è stato applaudito dal pubblico dei giocatori in pista per questa sua ultima direzione arbitrale. Me lo ricorda gentilmente l'amico e collega Claudio Pasquino. Riparte il gioco, 15-07, 5-1 chiedo scusa per il Forte dei Marmi. Gavioli recupera la sfera per l'Azzurra Novara, pallina per Ortiz, ancora per Brusa, nuovamente per Ortiz, Gavioli, Brusa che cerca un numero, recupera Patricio e Pinasar, sfera per Francisco Pinasar, ancora la formazione rosso-blu che fa girare la sfera, ripeto, Forte Marmi che cerca di conservare vantaggio e energie
non ha bisogno di forzare, va al tiro quasi esclusivamente a colpo sicuro. Non basta l'orgoglio dell'Azzurra Novara per arginare i campioni d'Italia. Torner all'indietro per Francisco Pinasar, nuovamente per Patrice Pinasar, ancora Francisco, fa girare la sfera Ambrosio, pallina per Patrice Pinasar, da qui per Torner, 8 secondi per il Forte per andare al tiro. La deviazione della squadra rossoblu, scadono i 45 secondi, si riprende con una punizione a favore dell'Azzurra Novara che ha 13:07 per rimontare i 4 gol. Una montagna da scalare contro questa squadra così forte. Forza vecchio cuore azzurro, urlano dalla curva, chiedendo ai giocatori di Punset di non mollare, ma è un Forte Marmi che nasconde la pallina, la gestisce con tutta tranquillità. Riparte Brusa dalle retrovie, ancora Menendez, ancora Fede Ortiz, prova il numero, viene fermato, c'è un fallo di squadra, il sesto a carico di Forte dei Marmi, e c'è un altro time out, questa volta chiesto dalla squadra campione d'Italia. Forte Marmi che sta conducendo per 5-1 al Palazzetto dello Sport a Stefano Dal Lago contro l'Azzurra Novara nella prima giornata del campionato di A1. Francisco Pinasar, il fraseggio del Forte Marmi viene fermato, c'è il contropiede di Patricio Pinasar, c'è il gol di Ambrosio, la reazione della formazione versigliese, la doppietta di Patricio Pinasar, il 3-1 di Federico Ambrosio, il 4-1 di Torner alle 8:30 della ripresa. È arrivato anche il 5-1 ad opera di Ambrosio. Restano 12:28 da giocare in questo secondo tempo. 4 gol da rimontare per l'Azzurra Novara, che prova a far girare la pallina, viene cercato Menendez, alla meglio la squadra Forte Marmina con Torner, il tiro, poi ci riprova Ambrosio senza inquadrare lo specchio della porta sulla prima risposta di Scarso Granados. Riparte l'Azzurra dalle retrovie, Petrocchi che cerca un angolo per servire Ortiz, non riesce la deviazione del bomber argentino. Scarso Granados che interviene, Torner, ancora la formazione rossoblu, Novara urlano dalla curva per continuare a incitare la squadra di Sergio Punset, attesa questa sera da un compito improbo, contrastare la formazione campione d'Italia. Petrocchi, palla per in profondità, fermato Ortiz al momento di raggiungere la sfera, poi Menendez capisce tutto sull'azione Forte Marmina, intercetta la sfera, la riporta nella metapista della squadra rossoblu, c'è il tiro di Petrocchi, lo recupera Ortiz che viene fermato in maniera regolare secondo la coppia arbitrale.
Ancora il numero 99 Torner fa girare la sfera. Torner gira dietro la porta di Scarso Granados, serve Borgo col casco. Scarso Granados intercetta la sfera, adesso c'è spazio per un contropiede novarese. Petrocchi, Ortiz, gol! Gol, 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 gol! 14:53. La sfera, adesso c'è spazio per un contropiede novarese. Petrocchi, Ortiz, gol! Gol, 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 gol! Di Petrocchi e segna la seconda rete per l'Azzurra Novara. Forte Marmi 5, Azzurra Novara 2, 10 minuti scarsi ancora da giocare. Ovviamente il vantaggio ancora importante per i campioni d'Italia, ma nell'hockey può succedere di tutto. Menendez prova la giocata personale, poi preferisce temporeggiare, dare all'indietro per Gavioli per Elia Petrocchi che prova il numero a cercare un compagno da servire. 18 secondi ancora per l'azione della formazione novarese. C'è la conclusione dalla distanza di Elia Petrocchi, ci prova Menendez senza riuscire a raggiungere la sfera. Riparte il forte allora, fino alla fine forza Novara, urlano dalla curva. Torner all'indietro per Ambrosio, lo scambio ancora per Borgo. Murato recupera Menendez, serve Petrocchi, il tiro di Petrocchi, la parata dell'estremo difensore rosso-blu. Si riparte ancora da Gavioli, il gol di Fede Ortiz al 14:53 della ripresa ha riacceso l'orgoglio della formazione novarese, che vuole impegnare i campioni d'Italia fino alla fine, ma il forte è in possesso di sfera, ci prova con Borgo. Murato, 8:13 alla fine, 5-2 il punteggio qui al Palasport Stefano Dal Lago, un palazzetto che dopo 11 anni e mezzo è tornato ad assistere a una partita di hockey di Serie 1. Riparte ancora la formazione novarese. Gavioli, Maniero all'indietro per Petrocchi, Menendez, Gavioli. 7:30 alla fine, 3 gol da rimontare per l'Azzurra. Petrocchi non inquadra lo specchio della porta e allora prova ad andarsene Torner sul versante opposto. Il numero 99 preferisce temporeggiare, poi Petrocchi soffia la pallina a Francisco Pinasar, si distende in contropiede Maniero, recupera la sfera Menendez, c'è un time out quando mancano 7:02. La partita si è riaccesa dopo il gol di Fede Ortiz al 14:53. Ricordo il punteggio quando mancano di Scarso Granados, serve Borgo, la sfera, adesso c'è spazio per un contropiede novarese. Petrocchi, Ortiz, gol! Gol, 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 gol! Serve Petrocchi, il tiro di Petrocchi, la parata fino alla fine l'orgogliosa formazione novarese che ha accorciato le distanze con Fede Ortiz al 14:53 della ripresa, dopo una bella discesa dalla destra di
Elia Petrocchi, che ha smarcato il bomber argentino, che ha trovato il suo primo gol in Serie 1. 7-0-2, si riprende a giocare. Brusa, ancora all'indietro per Menendez. Maniero al tiro, viene fermato. Riparte ancora il Forte dei Marmi. Pallina per Patricio Epinasar. Fede Ambrosio. Francisco Epinasar. Patricio Epinasar. Fede Ambrosio. Utilizza tutti i 45 secondi il Forte dei Marmi per difendere il risultato, e adesso libera il tiro Torner, si salva Scarso Granados, riparte Gavioli, ma è già schierata la formazione campione d'Italia. Ci prova dalla distanza Maniero in maniera abbastanza velleitaria. Gavioli, dalla sinistra Menendez, Matteo Brusa ha fatto girare continuamente i 7 uomini in movimento a disposizione Sergi Punset, mentre invece più limitati i cambi per Mirko De Gerone. Intanto c'è stata una grande parata di Granados, salutata dagli applausi del pubblico. Sull'altro fronte ci ha provato Menendez ad incunearsi nella difesa rossoblù senza riuscire ad andare al tiro, e allora riparte ancora la squadra versigliese con Francisco Epinasar, Torner, Francisco Epinasar, pallina all'indietro per Patricio Epinasar, sfera all'indietro ancora per la formazione rossoblù. Torner per Patricio Epinasar, la conclusione da parte della formazione rossoblù. Maniero a tu per tu con il portiere del Forte dei Marmi, non è riuscito ad alzare abbastanza la sfera. 4-37 per le speranze azzurre, ma ci sono 3 gol da rimontare ai campioni d'Italia del Forte dei Marmi, che si distendono in avanti. Cerca un varco, recupera la sfera, Scarso Granados, serve Brusa che cerca Vega, ma capisce tutto la difesa di Mirko De Gerone e fa ripartire l'azione con Torner. Cerchio di centropista, Francisco Epinasar, Ambrosio, Torner, 27 secondi per il Forte dei Marmi per andare al tiro. Sembra volerli usare tutti la squadra versigliese. 16 secondi, mancano 2,52 alla fine. L'azzurra dovrebbe rimontare 3 reti ai campioni d'Italia del Forte dei Marmi. Vega recupera una pallina dalle retrovie. Dopo questo impegno l'azzurra sarà chiamata a giocare 2 gare esterne, da prima a Lodi, poi a Giovinazzo nelle prossime 2 settimane, e poi il 2 di novembre si tornerà qui per affrontare il Bassano del CT Alessandro Bertolucci. 2:13 alla fine, Forte Marmi 5, Azzurra Novara 2. Petrocchi insegue una pallina, la recupera nell'angolo, gira dietro la gabbia avversaria, tocca all'indietro per Vega, da lì ancora per Petrocchi, ancora per Vega. 1:47 alla fine, 5-2 per il Forte dei Marmi. Ci prova Maniero senza inquadrare lo specchio della porta.
poi Petrocchi, pallina a lato. Assisteremo all'ultimo time out quando mancano soltanto 94 secondi alla fine. 3 gol da recuperare per l'Azzurra, sono un fardello impossibile, ma possiamo tranquillamente dire che la formazione novarese se l'è giocata, ha reso la vita il più possibile difficile ai campioni d'Italia. È chiaro che nel secondo tempo il Forte dei Marmi ha pensato anche ad amministrare risultato ed energie in vista dell'impegno di mercoledì sera sulla propria pista con il Follonica. 2 gol da rimontare dopo il 4-2 della gara d'andata. Un'impresa non impossibile per questo Forte dei Marmi sulla propria pista. Andiamo ad assistere agli ultimi 94 secondi che cominciano con questa discesa di Petrocchi. Pallina a cercare Vega, non riesce nell'intento, recupera Torner. Poi c'è il contrasto di Petrocchi per Vega che si trova tu per tu con l'estremo difensore, non riesce nell'intento di tirare verso la porta. Pallina per Maniero. Maniero lì dietro, 56 secondi alla fine, oramai le speranze di rimontare per l'Azzurra Novara sotto i 3 gol sono naufragate. Si tratta solo di finire a testa alta davanti al proprio pubblico che non ha mai smesso di incitare la formazione novarese. Si distende Maniero, va a cercare Petrocchi che si complica un po' la vita al momento di concludere, poi prova un alzo e schiaccia improbabile perché aveva un avversario davanti. Pallina per Brusa, il contropiede del Forte dei Marmi che adesso non ha più paura di una reazione dell'Azzurra. Mancano soli 14 secondi. Vega rincorre la pallina che è ancora preda dei giocatori della squadra di Mirko De Gerone che gestisce l'ultimo possesso palla. 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo. Si accontenta di tenere la sfera Ambrosio e arriva la sirena finale. Ricordo il risultato finale: allo Stefano Dal Lago la Canniccia Motor Club Forte dei Marmi ha battuto l'Azzurra Tiere Azzurra Novara per 5-2. Nel primo tempo il gol di Vega al 2-11, la risposta dei campioni d'Italia con Patrizio Pinasara al 3-32, al 7-17, al 13-13 il primo gol di Federico Ambrosio, il 22-28 il 4-1 di Torner, nella ripresa il 5-1 di Ambrosio all'8-39, il 14-50, al 14-53 il gol di Fede Ortiz che ha reso meno amaro il passivo per la squadra di Sergi Pusset. Ricordo il finale: Azzurra Novara 2, Forte Marmi 5. Dallo Stefano Dal Lago è tutto, l'appuntamento è per le prossime partite casalinghe dell'Azzurra Novara. Linea alla regia. Ciao. A 2 minuti e 8 secondi, veramente ancora fermo il punteggio, ma c'è il gol di Vega, il primo gol del campionato, lo segna. Cerchio di centropista, Vega in controtempo e allora riparte il Forte che si distende e pareggia i conti con questa rete. Patrizio Pinasara intercetta Maniero che è Pinasara, ancora Francisco Pinasara per Torner, il fraseggio veloce dei rossoblù che vanno a segno. Ancora la squadra del Forte fermata, poi ancora Quattrocchi, la girata
parata che dà 4 secondi alla fine, ci prova Brusa dalla distanza, finisce con regalarla. Riparte Petrocchi, il tiro di Petrocchi, rosso-blu, recupera la sfera Maniero, allenata da Sergi Punset, spettacolare Pinasar, Francisco Pinasar, il fraseggio del Forte viene fermato, c'è il contropiede di Patricio Pinasar, c'è il gol di Ambrosio, gol di Ambrosio di Scarso Granados, serve Borgo, la sfera, adesso c'è spazio per un contropiede novarese, Petrocchi, Ortiz, gol! Gol, 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 gol! Serve Petrocchi, il tiro di Petrocchi, la parata, il movimento a disposizione Sergi Punset, mentre invece più limitato, una bella pallina con un contrasto molto deciso, Prusa, Gerone che gestisce l'ultimo possesso palla, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, si accontenta di tenere la sfera Ambrosio.